Professoressa, che messaggio esce da questa giornata? 174 anni della polizia nel cinquantennale del terremoto. Sì, beh, che sì, intanto che la ricostruzione è giunta bene, è fatta bene qui, perché c'è stata la volontà di lavorare e di essere precisi, perché abbiamo avuto molto aiuto anche dalle forze dell'ordine soprattutto, e perché la nostra polizia e tutte le forze armate, bisogna dire, hanno lavorato moltissimo ad aiutarci. Ecco, e quindi noi siamo fortunati finché ci dura questo mondo, noi possiamo andare avanti bene, ma dobbiamo fare la nostra parte. Sempre. Non pretendere sempre da terzi, ma anche dare l'esempio. E il contesto mondiale attuale, insomma, non è un granché. Non ne parliamo, speravo che ci fosse qualcuno che avesse più un buon senso, perché una volta c'erano lì i quaccheri che non facevano la guerra, facevano la pace. E già io con la missione che ho fatto durante la guerra ho scontato l'errore della volontà, perché se fosse riuscito, fosse il messaggio che ero stato incaricato di portare su, la guerra sarebbe finita un po' di mesi prima. Ma pazienza perché sono ancora qui. Però insomma, speriamo bene che il Padre Eterno non ci voglia bene. Ecco, perché E qui verrà anche Mattarella per il 50° del terremoto, è un segnale di vicinanza al è un freddo. uomo buonissimo. Ecco, veramente. Con tante vedi siamo fortunati perché abbiamo avuto qualche proprio scalzoncello come ci è successo. Ancora, questo invece è un buon uomo che cerca di fare il possibile per mettersi d'accordo. Ecco, solo che gli italiani sono zucconi. Ecco.